dell'energia che scende per fare effetto sul terreno. Moramo pač vplivati, delovati na zemljo popoldne. Poi dalle 3 alle 4 in poi, di mattina fino al pomeriggio, Zjutraj od 4 do le energie vanno verso l'alto, energije grejo navzgor, l'umidità va verso l'alto, tudi vlaga. e allora noi possiamo utilizzare il 501 che va sulla parte alta della pianta. In takrat uporabljamo 501, ki gre na rastline. Ne? Come distribuzione sarebbe da evitare attrezzi con plastica. Pač izogibamo se plastičnim materialom pri sarebbe meglio utilizzare rame. Uporabljamo bakrene posode. Quindi delle pompe di rame Škropilnice iz o bakra delle macchine fatte con rame. ali pa stroje iz bakra. Abbiamo detto di mettere per 500 intorno ai 80-100 grammi per ettaro. Rekli smo, da pri paratu 500 uporabimo 800 do 100 gramov. Per coprire bene un ettaro bastano dai 30 ai 50 litri di acqua. Za en hektar je dovolj 30 do 40 litrov vode. Nel caso del 500 si fanno le gocce verso il basso. Škropimo kapljice po tleh, gocce molto grandi. velike kapljice. Nel caso del 501 V primeru sempre la 501 stessa quantità d'acqua. vedno pri isti količini vode. Si spruzza molto fine l'acqua, molta pressione, gocce molto piccole, Škropimo z drobnimi kapljicami verso l'alto, po zgoraj, in modo che scende una piccola nebbiolina che porta informazione di luce. tako da v bistvu preko te meglice pošilja informacijo svetlobe na rastline. Ultima cosa, condizioni. Zadnja še stvar, pogoji, Vuol dire condizioni atmosferiche. vremenski pač pogoji. Il 501 deve lavorare per la vita, cioè il 500 deve lavorare per la vita, scusa. 500. 500 pač deluje za življenje v tleh, La vita vuole umidità, in non acqua, da življenje pač rabi vodo. deve bere. E allora le condizioni migliori sono quando il terreno è leggermente umido, Zato mora biti teren rahlo vlažen, quando c'è una leggera pioggia, če je tak rahel dež oppure dopo la pioggia, ali pa po dežju, oppure dopo un'irrigazione. ali pa po nekem namakanju. Non è buono ad esempio dare il 500 quando c'è il vento che asciuga. Ni dobro dati preparat 500, ko so suha, razmerje neke sušnega, ali pa da veter suši. La condizione proprio ideale è quando c'è una leggera pioggia e uno può dare Idealni pogoji so, če je pač nek rahel dež. quella ideale. To je idealno. Il 501 è opposto. 501 je pa ravno obratno. È meglio quando c'è il sole, Bolje je, če je sonce, c'è già la luce, če je svetloba e quando la foglia è asciutta. in ko je list je suho. Questa è la conservazione dei preparati, To je shranjevanje preparatov, qui la dinamizzazione, to je dinamizacija, e questo è il vortice che dicevamo prima, to je ta spirala, ki jo ustvarimo v vodi con dentro il buco nero, z črno luknjo, la macchina, stroj, e attrezzi per distribuire la pompa, škropilnice. e abbiamo finito da igienici. Bene, siete stanchi un po', vero? Siete un po' stanchi? Ste malo utrujeni? Vogliamo fare una pausa?